The Dreamer anticipazioni, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Jeanne e Sanem, un amore felice destinato a finire presto. Jeanne e Sanem vanno in un posto dove lui si recava sempre da ragazzo, specie da quando la madre se n'era andata e lui era triste perché aveva portato con lei anche Mirré. Jeanne e Sanem scrivono i loro desideri e buttano i bigliettini in mare. Se un pesce li mangerà, il loro desiderio si avvererà. Intanto la signora seduta nel negozio si guarda attorno mentre parla con Zepergette e Mecchibè e dice che il quartiere ha le fattezze di una piccola città. Mecchibè le risponde che se il quartiere è bello è merito di chi ci abita e che non ci sono residenze lì. Jeanne raccompagna Sanem al quartiere e le dice che è molto fortunata perché è cresciuta in una famiglia molto amorevole. Aggiunge che tra i suoi genitori si aggiusterà tutto, poi si salutano. Poco dopo Sanem coglie la signora Calciare la vaschetta col cibo di un gatto e la rimprovera. La signora scocciata se ne va. La sera Sanem parla con la madre e le dice che se questa donna si trasferirà nel quartiere lei ci combatterà tutti i giorni. Il giorno dopo in azienda Sanem lavora alla presentazione del nuovo progetto nell'ufficio di Jeanne. Quando lui arriva lei si mostra insicura. Ma Jeanne le dice che lei rende perfetto tutto ciò che tocca, che è il suo angelo. La incoraggia a continuare, ma si chiedono entrambi se non siano ossessionati dall'amore. L'incontro di presentazione sta per iniziare e Eileen si presenta in azienda, ma Mirré non vuole che lei vi partecipi. La presentazione di Sanem riscuote comunque grande successo e molti si congratulano con lei, compresi Mirré ed Eren. Quest'ultima propone un party che si terrà a casa di Ivit per festeggiare tale successo. Mentre si tengono i festeggiamenti, Deren propone un brindisi all'amicizia. Intanto suonano alla porta, Sanem va ad aprire e si trova di fronte alla signora con la quale ha discusso nel quartiere. Sanem la maltratta e cerca di mandarla via, ma sopraggiunge Jeanne. La donna lo chiama per nome e lui, con il viso rabbuiato, la chiama mamma. Sanem è incredula e chiede se si tratti di uno scherzo. La ragazza scopre a malincuore che la donna è proprio la madre dell'uomo che ama. Sanem e Jeanne rimangono scioccati, ma alle domande della madre lui le dice che Sanem è la sua fidanzata. La madre spiega che lei e Sanem hanno avuto un primo incontro non proprio idilliaco. E Mirré invece accoglie la madre con molto calore. Le spiega che stanno festeggiando la firma di un contratto con una compagnia piuttosto importante e poi procede alle presentazioni. Jeanne e Sanem intanto se ne vanno dalla festa e si spostano in auto verso la capanna di montagna. Jeanne chiede a Sanem se deve riportarla a casa, ma lei vuole assolutamente rimanere con lui. Intanto, terminata la festa, Seida approfitta per approfondire la conoscenza della signora Uma. Giunti alla capanna, Sanem spiega a Jeanne come ha conosciuto sua madre e lui non è davvero convinto che si tratti di una coincidenza. Jeanne comunque dice a Sanem che considera Uma solo come la madre di Mirré. Nel frattempo, a casa di Ivit, Mirré e sua madre parlano tra loro e lei gli spiega di essere lì perché sembra che tutti i giorni la compagnia sia investita da qualche scandalo. Inoltre chiede come mai Jeanne predica Sanem quando ha per le mani una ragazza come Seida. E Mirré le conferma l'interesse di Seida per Jeanne, ma anche il disinteresse del fratello per lei. Uma afferma di essere lì per guidare suo figlio sulla strada giusta. Per ora, comunque, rimarrà in albergo. Sanem parla con Jeanne e gli dice che magari la mamma è cambiata. Lui risponde che dove si trova lei c'è sempre un problema. Sanem gli fa presente che tutti hanno bisogno dell'amore della propria madre, ma Jeanne le risponde che lui ha bisogno solo del suo amore. La mette poi in guardia dicendole che non conosce sua madre. Tornata a casa, Sanem si confronta con Mecchibè e Leila, raccontando quanto accaduto e rivelando che la madre di Jeanne è la signora con la quale aveva discusso per via dei gatti. Jeanne torna a casa e parla con Mirré, chiedendosi chi abbia dato alla madre tutte le informazioni riguardanti Sanem, giacché Mirré nega di essere stato lui e Mirré gli dice che probabilmente la colpevole è Eileen. Jeanne pensa che la madre se ne andrà presto, in quanto sposata, ma Mirré lo informa che ora è divorziata. Jeanne si mostra molto risentito con sua madre perché l'ha sempre lasciato da solo sin da quando era piccolo. Sanem pensa di dover chiedere scusa alla madre di Jeanne per quanto accaduto, ma Mecchibè le dice che non ha fatto nulla di male. Leila invece le consiglia di trovare un modo per arrivare al suo cuore. Tutte capiscono comunque che la presenza di Uma nel quartiere non era una coincidenza.
Uma si reca in agenzia e mette in agitazione l'intero ufficio, che cerca comunque di dare il benvenuto alla signora, prima tra tutti Deren, ma la madre di Divit è lì anche per controllare tutti. Uma ha poi un colloquio con Aline, che oltre ad aver informato la signora su Sanem, ora la mette a corrente anche su Leila, raccontando ovviamente cose negative su di loro, come quella che siano due cacciatrici di fortuna. Uma le dice di non preoccuparsi perché ora c'è lei. Sanem arriva tardi in ufficio, ma solo JJ se n'è accorto. L'amico l'avverte che la signora Uma è lì e i due cominciano ad osservarsi da lontano. Arrivano Jeanne e Mirré e subito la madre li saluta, sottolineando il loro ritardo. Jeanne le chiede come mai sia ancora lì e Uma risponde che è sua madre e le deve rispetto. Lui controbatte dicendo che il rispetto è qualcosa che si dà a chi lo merita. E Mirré parla con Eileen e le intima di non dire altre cose su Sanem e Leila. Aggiunge poi che non le consentirà di fare del male a suo fratello. Eileen allora gli chiede da quando abbia iniziato a interessarsi di suo fratello. Mentre Jeanne e Sanem sono nell'ufficio, Fabri la chiama e Jeanne è chiaramente contrariato. Jeanne chiede a Sanem perché quell'uomo la chiami ancora e dice a Fabri di stare lontano da Sanem e dalla sua compagnia. Jeanne è sconvolto per la telefonata di Fabri ed Mirré lo convince che sarà lui a occuparsi della questione. Intanto Fabri e Sanem si sentono nuovamente e lui la minaccia ancora. Lei gli dice che gli ha dato la formula, lui afferma che è sbagliata, così vuole che Sanem si rechi da lui, ma lei non è d'accordo. Fabri allora le dice che se non gli darà la formula giusta si ritirerà dal loro accordo. Nel frattempo Uma vuole controllare Sanem e le dicono che sta lavorando in archivio. Uma si mostra scortese anche nei confronti di Leila e le dice che non aveva dubbi che lei e Sanem fossero sorelle. Allora Jeanne, che ha ascoltato una parte del discorso, interviene. Lei gli dice che sta organizzando il lavoro d'accordo con Eileen e gli ricorda che il padre ha portato la compagnia fino a quel punto lavorando duramente, quindi non possono fidarsi di tutti. Intanto Mekkibè ha preparato un manicaretto per Jeanne e si reca in agenzia. Il ragazzo l'accoglie con molto calore, sotto gli occhi infastiditi di Uma. La donna raggiunge i due nell'ufficio di lui, mentre Jeanne è intenta ad assaggiare il piatto portatagli da Mekkibè. Mentre avvengono le presentazioni ufficiali tra le due donne, arriva pure Sanem con un vassoio sul quale ci sono dei bicchieri di tè. Jeanne fa presente che da anni la madre non si fa vedere e per coincidenza è arrivata proprio nel quartiere di Sanem. Cercando di calmare gli animi, Sanem invita Uma ad assaggiare il piatto che sua madre sa fare molto bene, ma la signora rifiuta. Poco dopo, mentre Mekkibè sta per andarsene, Sanem chiede di andare via con lei. Jeanne è d'accordo, si vedranno più tardi, lui intanto andare in palestra. In realtà Sanem si reca da Fabri per sistemare la situazione. Parla quindi con i suoi tecnici per la questione inerente alla formula del suo profumo. Quando esce, però, Mirré è poco lontano nella sua auto e si chiede cosa stia facendo Sanem lì. Sanem rientra in agenzia e Jeanne l'accoglie all'ingresso molto affettuosamente. Peccato che arrivi Seida ad interromperli. La donna avverte Jeanne che Fabri sta lanciando un nuovo profumo e pertanto è necessario mettere in evidenza il lancio della loro campagna pubblicitaria. Sanem ascolta il tutto e, uscita dall'ufficio di Jeanne, chiede aiuto a Leila, ammettendo di aver commesso un grosso errore. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!